3 risultati utili consecutivi. Il primo, quello con l'Isola, costò la panchina a Batista perché fu un pareggio in casa, poi 2 vittorie consecutive, una in trasferta con la Camedosson dopo 5 sconfitte consecutive dall'inizio del campionato. Sì, paradossalmente del miniciclo Rieti sta in una buona condizione. Da quando è rientrato Patriarca hanno trovato forse una quadratura. Tutto quello che hai detto all'inizio del campionato l'hai riassunto benissimo, è stato tutto estremamente travagliato, probabilmente come dicevamo sia dal rimpasto tecnico e sia dall'aver pagato, l'aver speso così tanto nella stagione passata. Oggi sono 2 squadre che vengono a 2 vittorie, quindi in teoria in salute, e tutte e 2 sanno l'importanza di questa partita. Calcio d'inizio affidato al Real Rieti, che attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Subito la finta per favorire il gioco veloce del Rieti, che comanda con Jeff. C'è Lolo Suaso nel quintetto iniziale, impatto devastante, già una tripletta per Lolo Suaso contro la Camedosson. Segnò nel match contro la Camedosson un Suaso che ha dimostrato di essere quella pedina in più per il Rieti in questo nuovo inizio di stagione, possiamo definirlo così. Sì, giocatore importantissimo, già la prima volta che era stato a Rieti ha dato grandissimi segnali per essere un gran giocatore. Quest'anno, come è tornato, già ritrovato fiuto col gol e già sarà importante per la seconda parte del campionato per il Rieti. Mi correggo, ovviamente Suaso ha trovato una doppietta con il Caos, è stato Ierai a trovare una tripletta con la Camedosson, quindi sicuramente per Ierai un impatto strepitoso con il nostro campionato. Il pallone gestito da Fitz, fu proprio lui il match winner all'annata, segnando a 3 secondi dalla fine dopo il momentaneo pareggio di Pedro Toro a 29 secondi dalla fine. Un Pedro Toro che oggi gioca nell'Eboli, un Rieti che ha cambiato tantissimo, ha ceduto per esempio Alimi, che è andato al Pesaro Fano a fare compagnia ad Hector, mentre c'è una grande percussione con l'apertura tentata ma non trovata. Siamo già dall'altra parte con Luisinho Brizzi, che è un ex Luisinho. L'uscita di Micoli, il primo squillo è di Luisinho Brizzi. E qui abbiamo visto come sarà la partita. La prima linea della Cogianco, che se fatta bene è fulminante, se saltata trova difficoltà perché crea subito superiorità numerica a Rieti. Non ha concluso bene la transizione e ha subito una controtransizione con Luisigno dove è devastante. Battuto l'out con il Rieti che recupera subito il pallone. Noi invece recuperiamo la linea con Francesco Puma da bordo campo. Non contento Patriarca, tant'è che il suo vice ha detto concludiamo questi contropiedi e non facciamoci prendere in controtempo. Esatto, è quello che è successo, ha avuto una ripartenza, ha superato la prima linea, doveva concludere il tiro, invece un passaggio sbagliato è costato il contropiede della Cogianco. Jeff cerca e trova Duio, ancora Duio può puntare in isolamento l'avversario, non ci sono riferimenti e rifornimenti per Duio, che deve appoggiarsi su Calderolli, uno dei rinforzi del mercato d'inverno per il Rieti, arrivato dalla Real Dem, giocava in A2. Calderolli, che comunque è un giocatore molto importante, lo è stato nel corso degli anni per il futsal nostrano. Il pallone gestito da Lolo Suaso, nuovamente si ripassa da Calderolli, malinteso con il recupero di Brizzi cerca di inventare un po' di confusione, alla fine Brizzi con la testa resta lì con Fusari che calcia in porta e trova Micoli, il miglior marcatore della Cogianco. Cristiano Fusari con 12 gol stava per colpire. È interessante l'atteggiamento della Cioli Cogianco, che si è messa a metà campo, quindi vuole ridurre gli spazi e cercare una ripartenza un po' più lunga rispetto che attaccare in prima linea molto alta. Vediamo se pagherà, perché comunque sta costringendo Rieti a fare la partita e cerca di fare contrattacco. Andiamo a bordo campo da Francesco Puma. E dall'altra parte Patriarca vuole un uomo in mezzo nel possesso di palla del Rieti, e nel caso precedente Lolo Suazo. Sì, Lolo Suazo, che sicuramente ha una bellissima storia, ha rescisso il contratto che lo legava al club spagnolo dell'Uruguay Tenerife, si è accasato a Rieti fino a fine stagione e si era già messo in evidenza nella Liga. Ha un contratto che lo legherà al Pozo de Murcia per i prossimi 2 anni. Sì, su lui abbiamo già raccontato, è un giocatore importantissimo, quindi sicuramente stasera farà vedere. Occhio al break di Luisinho Brizzi, che ruba palla, calcia in porta, qui doveva servire Fitz, che era in una posizione nettamente migliore. Passo doble di Fusari, alla fine Fitz non prende la palla, centra Micoli che si fa male, malissimo. Sì, diciamo che il Patriarca chiede un giocatore tra le linee, perché giocando una difesa mista la Cogianco concede un 2 contro 3. Allora Patriarca chiede a un giocatore di mettersi tra le linee nel punto di rottura per permettere poi eventualmente, se la palla dovesse passare o il dribbling dovesse essere efficace, un contrattacco 3 contro 2 a sua volta. 16 gol fatti per il Rieti fuori casa, 33 subiti, 5 sconfitte su 6.
è facile dire qualcosa non va, insomma non ci vuole un genio. Io ti chiedo perché non va fuori casa. Ma perché ce lo siamo detto, ha perso una spina dorsale importantissima. Ghiotti, Zanchetta, Maluco sono giocatori che oltre a fare gol sono giocatori, uomini spogliatoio, giocatori chiave in determinate situazioni, quindi fuori casa dove serve anche un po' di personalità in più probabilmente qualcosa è mancato, oltre ai gol di quegli altri due giocatori che abbiamo detto che sono arrivati a oltre 80 mi sembra. 81 in 3, manca anche Turmena che è il miglior realizzatore del campionato per il Real Rieti. Bordocampo, Francesco Puma. Si sta rialzando in questo momento Micoli, dunque dovrebbe farcela, ma erano già stati messi in preallerta Micoli e Ghenunà, che adesso si siedono, Patrizi e Ghenunà ovviamente. Sì, una Rieti che l'anno scorso ha giocato un campionato roboante, l'abbiamo detto più volte, contro una Cionico Gianco discontinua. Un pareggio la prima giornata contro l'Acqua e Sapone, 6 vittorie, 6 sconfitte. Sì, devo dire che rispetto alla prima giornata oggi ha cambiato moltissimo, sono andati via giocatori importanti come Ruben, Tobe, Gabriel, giocatori sicuramente... Giocatori che tu conosci benissimo. Però. Sì, giocatori che io conosco bene, ma che conosceva pure Wallu, che comunque a un certo punto non ha trovato più informazione e ha dovuto ricominciare da capo, quindi probabilmente c'è anche questa nell'alternanza di risultati. Ricordiamo, tu da giocatore 3 scudetti, 6 Coppa Italia, invece da allenatore con la Cogianco quante finali? Con la Cogianco abbiamo vinto un campionato, una coppa e 3 finali, purtroppo non andate a buon fine, però comunque che mi lasciano sempre e comunque un buon ricordo con questa società. Attenzione. Sì, arriva un lancio dalle retrovie che stava per sorprendere Micoli con un lancio scagliato da Basile che arriva dall'isola. Un lancio in profondità che si è perso nella terra di nessuno. Occhio allo scambio con la chiusura ottima di Ierai. Avete visto adesso il giocatore che si è messo tra le linee, hanno provato con una giocata un 1-2 per cercare di eludere la prima linea della Cogianco, molto molto buona solitamente in quasi tutte le partite che abbiamo visto della Cogianco. La prima linea è assolutamente ben strutturata e spesso riesce a rubare palloni ed essere pericolosa poi per un contrattacco. Buona chiusura qui di Ierai nell'azione che sottolineavi, mentre Fitz prova a gestire il pallone. Fitz si appoggia dietro a Ierai, una storia che lo lega anche a Paul Paceco, ma ve la racconteremo fra un po' perché c'è subito il Tegel in scivolata. Calcio di punizione, dicevo, Ierai, Basco di Baracaldo, cittadina a pochi chilometri da Bilbao. Ierai, che è stato il primo giocatore del Peniscola ad andare nella nazionale spagnola, era compagno di stanza di Paul Paceco e oggi lo sono tuttora compagni di stanza. E queste sono le storie di sport, che ce ne sono una centinaia. Questa è un'altra bellissima storia. Troviamo qui in Italia Paceco e Ierai. Ierai tra le altre cose ha dato un impatto importantissimo, ha sostituito appunto i giocatori che sono andati via, come ci siamo detti prima, in maniera eccezionale. Di quelle finali che hai fatto con la Cogianco, 2 erano di Winter Cup, correggimi se sbaglio, di una ne abbiamo già parlato contro il Rieti l'anno scorso, l'altra fu con l'Asti, non è vinta nessuna, però insomma, eri lì. Ierai in porta con Micoli che interviene, poi il rilancio che consegna il pallone al portiere della Cogianco che lancia in profondità, poi Luisinho per Fitz quasi in post basso da vero e proprio pivot, ancora Fitz, palla verso il centro con il tocco di Ierai che trova la deviazione di Brizzi, Luisinho che porta in vantaggio la Cogianco, travolto dagli abbracci per il gol dell'1-0. Diciamo in questi 3 minuti e mezzo meglio la Cogianco, aveva dato già dei segnali per andare in vantaggio forse anche precedentemente. La struttura è molto chiara, è un 3-1 molto molto chiaro, si appoggiano su Fitz e da lì partono dei movimenti. In questo caso il movimento è stato eccezionale per Ierai, l'inserimento dal lato opposto di Luisinho che ha potuto solo insaccare facilmente. Gol dell'ex, dell'uomo tornato a casa base, praticamente un ex nell'ex, spunisce il Rieti, mentre a Latina, il Latina è nuovamente in vantaggio sul Napoli, aveva pareggiato Manfroi, ha segnato Ugo Bernardez, mentre qui Fitz attanaglia le gambe di Duio, non è Duio, pardon, nella circostanza si prende il giallo, era Calderolli, giallo per Fitz che qui manca totalmente il tempo dell'intervento. Sì, credo fallo giustissimo, ammonizione altrettanto perché era stato completamente saltato. Il problema, se così si vuol dire, di queste difese miste è che
c'è bisogno di una copertura molto vicino, in questo caso non c'era copertura, Luisigno era leggermente in ritardo, Fitz ha reputato che era meglio far fallo, qui manca una copertura che è quella di Luisigno che è leggermente in ritardo. Aggiorniamo ringraziando ancora Marco Calabresi per il coordinamento e il risultato di Latina Napoli 3-1 per la formazione di Basile, altro gol di Bernardes dopo un numero da capogiro di Terenzi, ragazzo che sta crescendo nella nazionale, così come sta facendo Cristiano Fusari. La sua storia parte dal Trentino, arriva fino in Serie A alla Ciorico Gianco, 12 gol quest'anno. Sì, sono due giocatori di prospetto molto interessanti. Terenzi già tanti anni che sta a Latina e si fa notare. Fusari è il primo campionato da vero protagonista, lo sta facendo molto bene. Eccolo Fusari che prova a tenere vivo il pallone, un Fusari che c'era nel match contro la Serbia, doppio giocando dalla nazionale azzurra ad Arzigana a Villorba. C'è invece sempre da Portocampo Francesco Pum. Ed arriva il primo cambio per Patriarca, è pronto ad entrare Saul, è stato molti minuti in piedi a scaldarsi, è arrivato il suo momento. Calderolli per Jeff, non può prescindere dalla grinta di Jeff, giocatore di strepitosa esperienza e di spessore. Sì, è un giocatore di immensa qualità, intelligentissimo dentro il campo, dai tempi di gioco, se vedi gioca a 2 tocchi ogni volta, adesso sta facendo dei cambi di gioco per far stancare la difesa. Una difesa mista in questo modo con dei cambi di gioco rapidi, cerca il ritardo per le coperture e lasciare un 1 contro 1 o a Lolo Suaso, probabilmente adesso a Calderolli. In questo momento per esempio non c'è copertura, adesso è stato anche bravo Pizzona. Fabrizio Calderolli, fratello di Fernando, fratello maggiore di Fernando. Jeff è il classico giocatore che vorrebbero tutti gli allenatori, è una banalità però in realtà è così. Sì, è un leader, un uomo squadra, è un giocatore che fa anche gol pesanti, sa leggere il gioco, quindi è il capitano di una squadra. Lancio in profondità con il colpo di testa, la palla resta lì con alla fine Fusari che si appoggia a largo. Poi il tocco per Ierai, era Mazzoni quello che è entrato in possesso di palla. Dall'altra parte c'è Lucas Vizonan. Prime rotazioni per la Cionico Gianco. Sì, Juanlu vuole tenere l'intensità molto alta per la difesa, adesso li tiene in prima linea, alti. Fusari e Vizonan sono molto bravi in questo tipo di difesa, adesso stanno cacciando la palla, l'unico problema eventuale è questo ribaltamento, se la palla non è pressata come in questo caso c'è il rischio di essere saltati. Calderolli va a battere il fallo laterale, cambio fuori Duio dentro Olmo Campana Saul. Rafinha 1 contro 2, il tocco verso Saul, non arriva la palla a Lolo Suaso, alla fine Fusari cerca un fallo che non arriverà mai, allora riparte il Rieti con Saul, Suaso per Calderolli, buona la manovra, il destro, la parata in uscita bassa, poi il tapin tentato da Suaso, trova la deviazione del difensore, ottimo intervento di Basile. Sì, è stato bravo, bisogna dire che Basile oggi fa una partita molto importante e questi interventi... Occhio alla possibilità per Suaso, ancora Saul, scusa Alessio perché era quasi zona tiro, poi ancora Suaso dentro per Calderolli, il tacco per Saul, ha perso l'attimo il Rieti. Sì, dicevo per Basile sono importanti i primi interventi per prendere coraggio e poter fare una partita nel miglior modo possibile. Corner per... il Rieti con il tocco fuori per Rafinha che prova con un destro al volo, si è anche ben coordinato Rafinha in questa circostanza, è sempre coordinato Francesco Puma a bordo campo. È uscito Duio, contrariato per la prestazione e anche per l'utilizzo degli scarpini, tant'è che si è seduto in panchina per cambiarli, mentre intanto è entrato Cesaroni al Pala Cesaroni, pescarese Doc Cesaroni giocava a calcio con Verratti, una lunga trafila nel futsal, mentre c'è una grande giocata col sinistro che viene ribattuto da parte di Micoli, se n'era andato Paceco se non sbaglio in questa circostanza, splendido sombrero ad andar via, sinistro ribattuto da Micoli, ancora la palla verso il centro con Peppe Micoli, anche lui ormai un abitué della nazionale azzurra. Sì, è un giocatore che l'altro anno ha sicuramente contribuito alla grandissima stagione del Rieti, quest'anno ha partecipato purtroppo anche in quella parte non eccezionale, però comunque è sempre un giocatore di grande qualità. Pallone gestito dalla Cionico Gianco che prova ad abbassare il ritmo con la giocata di Ippoliti che favorisce il tentato dribbling da parte di Mazzoni.
Per Ippoliti io ho poche parole, siccome non l'abbiamo mai visto su Sport Italia lascio descrivere a te che giocatore è ancora e che giocatore è stato. Sono di parte perché con Ippoliti ho giocato insieme, l'ho allenato e quindi ho una conoscenza ormai 20 anni. Occhio però a Rafinha che cicca il pallone da posizione perfetta per andare a calciare, qui poteva far molto meglio. Poteva fare molto meglio anche la difesa in generale. Qui la lettura di Ippoliti è stata purtroppo leggermente sbagliata perché la palla non è pressata. Lui deve capire, deve leggere che il compagno, in quel caso Vizzolan, se la palla la pressa molto si può permettere di stare in anticipo. In quel caso doveva stare dietro e fare copertura. Pallone giocato con Ippoliti che lancia in profondità. Out per la Cogianco, dicevamo su Ippoliti, carriera spettacolare, classe 79. Ippoliti, giocatore eccezionale, ancora oggi se a quest'età riesce a essere determinante in una partita di Serie A vuol dire che ha un talento che non ha età, quindi è spettacolare. Campione d'Europa nel 2003, campione d'Italia Mentre adesso il Rieti beneficia di questa rimessa laterale con Saul che si appoggia su Rafinha. Un tuo pallino Rafinha, possiamo... Rafinha sì, ai tempi della Luparense era stato visionato, poi successivamente occhio attenzione. perché Calderoli si è distratto, il destro con la palla che finisce fuori, break di Vizzolan. Calderoli ha guardato la panchina, Patriarca è sconsolato qui, grave disattenzione dei Rieti. Sì, ma in realtà la gara è questa qui, la Cogianco sembra molto più emotivamente dentro la partita, Rieti è leggermente distratto oppure non è nella gara con la testa con tutti i giocatori, la Cogianco è molto unita, sembra sapere meglio cosa vuole. Saul, tocco centrale con Cesaroni che si appoggia su Rafinha, nuovamente Lolo Suaso che entra meno di tutti nelle rotazioni a giudicare da questi primi 7 minuti e 17, il destro di Rafinha, la palla resta lì, ancora Rafinha va a lottare contro tutto e tutti. Olmo Campagna, Saul si appoggia su Rafinha, dentro per Lolo Suaso, la chiusura energica da parte di Vinicius Magallaes Mazzoni. Saul, Rafinha, c'è l'appoggio centrale, Rafinha, si ricomincia da Saul, manovra elaborata del Real Rieti. Sì, vediamo come Rieti cerca sempre di mettere un giocatore in mezzo, adesso è Cesaroni con Saul proprio per cercare la superiorità o comunque per spostare più velocemente possibile la difesa della Cioli Cogianco. Palla verso il centro con uscita molto sicura di Basile, adesso Ippoliti può inventa male, recapitando il pallone alla panchina del Rieti. È la prima volta che Rieti va alto a pressare adesso e costringe Ippoliti a tirare via la palla. Tutte e due le squadre si stanno affrontando con una difesa a metà campo, adesso sta accennando una pressione, ecco qui. C'è la pressione con Fitz che recupera il pallone, Ippoliti scarica il sinistro, alla fine Fitz si accontenta di un corner che andrà a battere Vinicius Mazzoni che ha giocato anche a calcio a 7 con il Vasco da Gama. Poi ritornò al futsal con Floripa. Ippoliti al volo, Cesaroni si frappone fra il pallone che probabilmente sarebbe finito nello specchio nella porta. Sì, un angolo interessante, quando c'è Ippoliti quasi sempre è quello che va a calciare e in questo caso era anche per lui, è stato fatto un blocco per cercare di mandarlo a tirare nel miglior modo possibile, Cesaroni ha eluso il blocco ed è arrivato a rimpallare. Fitz si gira bene, va sul destro, è stirata di Rafinha che gli concede soltanto un corner. Impressiona anche il minutaggio concesso a Ippoliti, ma noi andiamo un attimo a bordo campo da Francesco Pum. È rientrato Fitz e rientra anche Jeff che va a prendere il pivot della Cogianco. Mazzoni. Sì, è un accoppiamento normale, Jeff marca il giocatore più forte e di ruolo in quel caso, anche se è un brutto cliente. Mentre Paul Paceco ha messo in moto i piedi di Micoli, dicevo, impressione il minutaggio di Ippoliti a dispetto dell'età, è coinvolto tantissimo la Quallu
all'interno del progetto. È un giocatore intelligente, si sa gestire, sicuramente non è la corsa in questo momento il suo punto di forza, però sa occupare il campo in tutti i centimetri, li sa sfruttare bene. Pacheco per Ippoliti che si gira con il destro, trova una deviazione ancora la Cogianco che adesso sta stralegittimando il vantaggio. Ippoliti va sul mancino, trova la deviazione di Jeff a protezione dello svantaggio, in questo caso il Rieti con la Cogianco che cerca il secondo gol. Sì, come dicevamo, il Rieti manca un po' di intensità o di cattiveria agonistica, la Cogianco ne dimostra molta di più. Ecco qui anche un'altra situazione. Sì. Con l'uscita di Micoli. Hanno sbagliato i tempi di pressione, sono andati alti, lasciando Saul preso alle spalle da Luisinho con la palla non pressata. Mentre Alessio abbiamo appena rivisto con il replay della nostra regia Ippoliti che con questo piede perno va poi sul piede debole che è il destro, ma trae in inganno la difesa del Rieti e quindi riesce a calciare. Luisinho, il pallone appoggiato per Basile in profondità, Fitz non la tiene in campo. Fitz, secondo best scorer del Cioni Cogianco dopo Cristiano Fusari. Abbiamo già detto, decise lui la partita dell'andata, una delle due sconfitte interne del Rieti che una cosa non ha perso, il buon andamento al Palamalfatti. 4 vittorie, un pareggio, 2 sconfitte in una stagione così, insomma è abbastanza. Il Palamalfatti è sempre stato un fortino per i Rieti, in particolare l'altro anno. Quest'anno comunque resta un palazzetto molto difficile da violare. All'andata fu violato a 3 secondi dalla fine, quando Rieti era in possesso di palla addirittura, quindi una cosa un po' strana, però in questo momento determina la classifica. L'unica sconfitta del Rieti in casa è quella contro il Latina 2-6, una squadra del Latina non abituata a vincere lontano dal suo Pala Bianchini, mentre c'è Duio che ha una grande possibilità. La parata di Basile che mette in corner. Bravissimo Basile, anche qui la lettura purtroppo è sbagliata, la palla non era pressata e un giocatore l'ha messa dove voleva. Resta lì la sfera con il sinistro di Cesaroni che trova ancora il piedone di Basile. È vero che la Cogianco sta facendo qualcosa in più, però il Rieti le occasioni le ha avute. Il Rieti da fermo è pericolosissimo, Patriarca lavora benissimo in situazioni da fermo, calci d'angolo, falli laterali e calci di punizione. In questo caso è stato molto pericoloso sul calcio d'angolo, anche prima con Rafinha è andata alla conclusione in maniera eccezionale ed è molto molto pericoloso sul palla da fermo. Altra palla da fermo gestita verso Lolo Suaso, palle da fermo sulle quali tu mi hai confessato di essere quasi maniacale. Sì, è un aspetto che curo moltissimo perché credo che determini molto in un risultato finale, poiché sono molto sollecitate. Bordocampo, Francesco Puma. Maniacale lo è anche Patriarca, che ha dato indicazioni proprio sulle palle da fermo a Calderolli, che sta rientrando in questo momento al posto di Cesaroni. C'è un out in zona d'attacco per Ippoliti, dentro per Cristiano Fusari che prova a elevarsi, lui che non ha, diciamo, nel fisico la sua migliore qualità. No, però è un giocatore molto rapido, calcia destro e sinistro ed è un giocatore intelligente, generoso dal punto di vista fisico, atletico, quindi puoi chiedergli molti sforzi anche su diverse difese. È un giocatore che secondo me diventerà molto importante. Lo scorso anno una parte di stagione in prestito al Prato in Serie A2. Tacco alto sulle Rieti che prova ad andare in uscita palla su Asso. Questa è stata un'ottima difesa per come intende Wanlu la difesa mista. Avevano invitato un giocatore sul lato di campo e hanno trovato una superiorità. Qualora il pallone fosse passato ci sarebbe stato dietro un giocatore della Cogianco per prenderla. Calderolli, uno contro tutti, si appoggia verso Duio. Duio, buon gioco di gambe, Duio verso il centro. Ha avuto momenti difficili quest'anno Duio, a un certo punto sembrava quasi sul piede di partenza insieme a Turmene, invece da lui e da Turmene Rieti ha voluto ricostruirsi per questa seconda parte di stagione. Ottimo intervento di Jeff verso Calderolli. Non viene sfruttata questa circostanza. Qui Calderolli deve rallentare la corsa. Jeff sta portando il contropiede e in questo caso vedete Jeff porta il contropiede, Calderolli deve adattarsi alla corsa, non deve coprirsi, non deve andare nel cono d'ombra del passaggio che stava chiudendo Ierai e deve offrire il passaggio sulla figura.
Lancio profondo di Luisinho, ma il gioco è fermo. Quallo passeggia nervosamente davanti alla sua panchina. Per la Cogianco questa vittoria che sta maturando, anche se manca un'eternità, la proietterebbe addirittura 22 punti a più 6 sul Real Rieti, con 2 vittorie nello scontro diretto. Calderoni a largo per Duio. Duio surplus destro di Duio. Qui difesa non perfetta di Ierai che gli lascia il piede forte. Ha scoperto la palla, non credo che confidassi in un aiuto perché eravamo sotto i 10 metri, quindi lì in quel caso non c'è. Lui è stato leggermente leggero nel non coprire la palla e non andare a rimpallare il tiro. Jeffè dentro per Suaso che cicca il pallone, poi Ierai se la porta in fallo laterale. Leggerissima difficoltà della Cogianco, non so se per una situazione fisica o per comunque un aumento di pressione del Rieti. Calderolli, Duio, tutto con il destro, Duio si appoggia a Calderolli, c'è Suaso, ancora Jeffè, passa tutto da lui contro Fitz che è grande fisico e con il passo lascia scorrere sul fondo. Il lancio verso Fitz diventa un passaggio per Peppe Micoli. Duio, movimento e contromovimento di Calderolli, buona uscita dal pressing da parte del Rieti. Calderolli si è sovrapposto, Duio ha calciato, qui esulta Luisinho. Anche in questo caso difesa, la prima linea è stata elusa con un 1-2, un giocatore tra le linee o alle spalle della prima linea, e ha permesso una superiorità numerica abbastanza chiara. Jeffè, Suaso, ancora Suaso, deve andare sul mancino che è il suo piede migliore. Calderolli, Suaso lascia lì a Duio. Duio, mentre ancora Duio riceve il pallone di ritorno, lo chiude Fitz che lascia scorrere, rimessa dal fondo per la Cogianco. Dicevo, Duio è un pivot molto atipico, ama venire tanto fuori. Sì, sembra quasi un'ala per certi versi, perché comunque vuole frontalità, vuole un 1 contro 1 fronte porta, quindi prevalentemente credo che sia un'ala pivot più che altro. In questo caso ancora la tattica di principio del Rieti è molto molto chiara, con un giocatore in mezzo alle linee a cercare comunque di creare interferenza o creare dubbio alla difesa della Cogianco. Buona giocata di Fusari che sguscia via, ancora Fusari, viene chiuso, riparte il Rieti con Suaso, almeno ci prova, chiude benissimo Luisinho che sembra tarantolato. Francesco Puma a bordo campo. Sì, era per annunciare il time out chiamato dalla Cogianco, la vagnetta data a Joan Luda Rosigna che è il suo secondo. Andiamo a sentire il time out. Dai, vamos. 2 volte già è successo. Facciamo attenzione al lato debole. 2 volte la suelata, diagonale di Duio e solo. E il laterale lato debole deve chiudere sempre, perché sennò perdiamo tutta la copertura, ok? Ricordo l'angolo di loro. Mai il terzo difensore deve scendere, perché se scende la diagonale è libera, deve rimanere. Il quarto già ha cercato una volta lo Suazo per avanti, difendiamo per avanti. Se succede questo già il terzo dimentica il centro e cerca la volea, ok? E non portiamo palla dopo recuperare palla. Ragazzi, Passe facile. Va. Ce lo siamo detti, ha visto che la sua squadra stava allentando un po' dal punto di vista difensivo, che l'ala contraria non scendeva molto, visto che la palla non era molto pressata, quindi non veniva a fare copertura. Il suo problema era rimarcare questo errore sui calci d'angolo. Il terzo della difesa, la Cogianco difende a zona, il terzo della difesa, quello che stava in quella difesa, non si deve abbassare per non permettere l'inserimento del giocatore. Bordo campo Francesco Puma. Per niente soddisfatto Patriarca dall'altra parte, soprattutto in superiorità numerica. Ha detto 2 contro 1 tiriamo, 3 contro 2 tiriamo, ma dobbiamo far gol, non dobbiamo tirare. Luisinho ha nel mancino il suo piede forte, calcia in porta con il mancino, tiro un po' forzato, finisce alto. Sì, ma l'hai detto te quando dicevi che era tarantolato, in realtà è la Cogianco che sembra molto, molto in partita dal punto di vista agonistico. Il recupero in scivolata di Luisinho per cercare di prendere un fallo laterale nella testimonianza. Rimessa per Peppe Micoli quando abbiamo già nettamente superato il giro di boa del primo tempo. Risultato
sull'1-0 grazie al gol di Luisinho Brizzi. Mancano 6 minuti e 56 alla fine del primo tempo. Cogianco in vantaggio su Rieti. Attenzione però alla gran palla di Duio. Saul! Calcio a botta sicuro sull'assist di Calderolli, ma c'è una grande parata, siamo già con Ierai! Il Bosco fa togliere il Bosco al pubblico del Palacesaroni e raddoppia con un sinistro perfetto, 5 in 3, ma che impatto ha avuto Ierai? 2-0. Ma direi anche Basile, perché il gol per gran parte è di Basile. Ha fatto una parata strepitosa a colpo sicuro di Saul, la palla dell'1-1, 5 secondi dopo fa il 2-0 la Cioli Cogianco. È la bellezza straordinaria di questo sport, ma Basile determina e Ierai conclude. Sinistro perfetto di Ierai che trova l'angolo giusto. Hernandez, Gutierrez, Ierai, l'uomo in più della Cioli Cogianco. Saul, Rafinha, si poteva andare 1-1, adesso invece 2-0. Bordocampo, Francesco Puma. No, Bordocampo, andiamo in tribuna dal presidente Roberto Pietropaoli del Rieti, che è impazzito, chiaramente si è arrabbiato in questa occasione e ha avuto qualcosa da ridire al tecnico Mario Patriarca. Saul, diciamo che Patriarca e Pietropaoli un rapporto un po' di odio e amore. È stato già esonerato Patriarca nel corso di questa stagione, l'abbiamo detto, ma è un presidente vulcanico Pietropaoli e tu hai avuto a che fare con lui. Sì, è un presidente sicuramente vulcanico, ma che devi sapere che devi conviverci per certi aspetti, perché comunque è un presidente che spende energie, spende risorse economiche, molto mette impegno, molto è esigente, e quindi è giusto anche che abbia da ridire. Duio punta Ippoliti che lo guarda dritto negli occhi. Duio verso la porta. Alla fine Basile, dopo una deviazione, lascia scorrere sul fondo. È nato a Natale Andrea Basile il 25 dicembre del 93, cresciuto nelle giovanili della Lazio, mentre il destro di Rafinha trova l'opposizione con il pallone che torna a Micoli, rischia tantissimo Micoli, che ha queste giocate, ogni tanto poi si fa farfallo. Sì, Vizolan ha fatto un fallo forse anche sciocco, però siamo ancora alti con i falli, quindi non dovrebbero essere ancora un fattore. Esatto, 3 falli la Cogianco, 1 il Rieti. Duio, 1 contro 1 di Duio, va sul mancino, si allarga troppo, perde l'attimo la chiusura di Vinicius Mazzoni. Ennesimo calcio d'angolo, vediamo adesso. Finora il Rieti è andato quasi sempre in conclusione, quindi vediamo adesso gli accorgimenti anche di Wallu. Sta chiedendo al giocatore, che in questo caso è Ippoliti, di rimanere alto, di non farsi abbassare per evitare inserimenti o tagli della palla. Questo era quello che ha consigliato Wallu nel time out. Saul, ancora per Rafinha, lo schema riproposto. Rafinha in porta, ha corretto un po' il tiro, ma è andata ancora fuori. Sì, è la seconda volta, è una conclusione che il Rieti attua spesso. L'altro anno andava molto bene con un giocatore come Zanchetta, quest'anno mancano probabilmente le sue conclusioni. Saul, Calderolli, ancora Calderolli, si appoggia nuovamente su Saul che non riesce a trovare il palloni adesso nella disponibilità della Cioli Cogianco. Ippoliti in profondità, la copertura preventiva di Rafinha che sporca la sfera in angolo. Si era proposto Vizonan, mentre dentro ci sono Mazzoni. Guardate come gli angoli li va a battere spesso Ippoliti, sì, perché chiama la giocata ed è un giocatore che ha un potere decisionale molto importante, quindi sa quale opzione prendere. Generalmente su ogni calcio d'angolo ci sono 2 o 3 opzioni almeno, è il battitore che decide qual è quella più opportuna in quel momento. In questo caso Mazzoni ha calciato molto male. Vinicius Mazzoni, originario di Porto Alegre, in Italia, mentre Calderolli va via, trova per un attimo Lollo Suaso. Dicevo, in Italia aveva già vestito le maglie di Belluno dal 2008 al 2010, acqua e sapone nel 2010-2011. Mentre il Rieti va a battere l'out con 3 giocatori che vogliono attaccare la profondità. Lollo Suaso con il sinistro, 2 volte Suaso, lo squillo di Lollo Suaso, e la partita
dei nuovi arrivi, ha risposto a Ierai 1-2. Sì, nasce da un fallo laterale giocato con un blocco, una palla arrivata anche leggermente lenta a Lolo Suaso, ha tirato il rimpallo, è stata leggermente lenta la Cioli Cogianco nell'andare ad attaccare quel pallone, ci si è avventato Lolo Suazo e ha riaperto la gara totalmente. Colui che all'anagrafe è Manuel Maria Martinez Suaso, ma viene chiamato con l'appellido di Lolo proprio perché il papà si chiama Lolo. Trova un altro gol Ippoliti, 1 contro 1 con Calderoli. Adesso può cambiare, credo, il tema tattico della partita con il Rieti che è sotto di 1. Importantissimo questo gol prima della fine del primo tempo. Determinante, forse anche per l'inerzia emotiva della gara, forse ha dato anche uno sprono a Rieti ad essere un po' più coraggioso, essere un po' più combattivo, dove da questo punto di vista la Cioli Cogianco ha qualcosa ancora in più. Rimessa laterale per la Cogianco sui piedi di Vinicius Magallanes Mazzoni. Tanti mancini per la Cogianco, è una cosa che sto notando tantissimo, giocatori che prediligono andare sul mancino, Paul Paceco, Ippoliti, ce ne sono veramente tanti, e poi Fusari che è un ambidestro. Sì, il mancino è veramente merce rara, ci sono stagioni che si vanno a cercare con il lanternino perché non si trovano, e poi in alcune squadre ce ne sono addirittura più dei destri, quindi sono cose strane, succedono. Luisinho, un altro mancino di grande qualità. Gli allenatori nel futsal, questa è una cosa che ho notato, ma qui alzo le mani, lascio a te, fanno giocare il mancino sul lato debole sulla destra e il destro sulla sinistra. Spesso capita così, mentre attenzione il pallone rimane lì con la giocata verso il centro, alla fine della chiusura del Rieti che prova ad andare in uscita con Lolo Suaso. Mi confermi questa tendenza? Ma in realtà tu ce l'hai? No, in realtà non sono indicazioni tecniche, almeno per quanto riguarda non sono indicazioni tecniche, è ovvio che si cerca di trovare il piede che ti permette di accentrarti e poter concludere poi in maniera più idonea dentro il campo, quindi probabilmente è quello che spinge questo tipo di scelta. Ti è capitato di cercare mancini? Sì, spesso perché appunto sono merce rara e quindi delle volte, soprattutto per le difese speciali, per portiere in movimento, per alcune situazioni sono necessari. Punizione per Rafinha che prende una rincorsa chilometrica, parte Rafinha, conclusione un po' ciccata che finisce larga, 3 minuti e 39 alla fine del primo tempo, 2-1 per la Cioli Cogianco. Ha aperto Luisinho Brizzi, ha raddoppiato Ierai, ha segnato il gol del 2-1 Lolo Suaso. La questione che ti dicevo anche dal punto di vista agonistico sta anche nei falli, siamo 4-1 e per la Cogianco, quindi vuol dire probabilmente anche più aggressività oppure comunque l'essere più fisici nell'impatto alla gara. Il Rieti ha solo un fallo per una partita così importante e comunque strano. Fitz tiene a distanza Rafinha, tiene la suola sul pallone, esce con un gioco di prestigio la Cogianco da questa doppia pressione, poi Calderoli la fa passare, Ippoliti dentro per Paul Paceco, era stato superato Calderoli dall'uscita pressing, tutti i mancini in campo, strepitosa giocata, quasi tutta a 2-3 tocchi. Sì, ha eluso la prima linea del Rieti, che anche lì è andata a cacciare la palla con due giocatori, con un giocatore in mezzo, hanno creato superiorità numerica, da quella superiorità numerica è arrivato fino a Ippoliti che con un colpo sotto ha cercato di fare un Eurogol. Ref per Suaso sfida Fitz che però lo mangia ancora una volta. Ippoliti va via con una strepitosa giocata, Ippoliti, intramontabile leggenda, ma splendida uscita di Mico. Meraviglioso, permettetemi di dire, Luca Ippoliti ci sorprende tutte le volte, in questo caso già sapeva cosa voleva fare, quando ancora non aveva visto il giocatore, quando ancora non aveva preso possesso del pallone, già aveva deciso quello che voleva fare. Ippoliti dentro per Fitz, uno contro tutti, Fitz si gira, Fitz ha grande fisico, Fitz se ne va, Fitz non gliela tolgono più, alla fine gliela scippano con un borseggio, riparte il Rieti, Saul dentro per Duio che prova lo scorpione per agganciare la palla se n'è andata, scorre anche il cronometro, non in questo momento, 2:33 alla fine del primo tempo. Il Rieti sta sbagliando paradossalmente gli ultimi 10 metri, gli ultimi 15 metri, la scelta negli ultimi metri, se calciare, quando scaricare, come andare a concludere l'azione, sembra lì un po' in ansia perché in realtà arriva con una discreta facilità fino agli ultimi 10-12 metri, lì qualcosa sbaglia nella scelta. È emblematico in questo senso la chance per Rafinha quando eravamo ancora sull'1-0, arriva praticamente davanti alla porta e calcia poi male. Sì, lì ha sbagliato l'impatto con la palla su una palla alta, quindi poteva esserci, lì c'è un errore di coordinazione. Qui Luisigna ruba benissimo la palla. Jeff
si rimpossessa della sfera, poi una mezza testata fra Duglio e Fitz. La sfera è uscita, quindi c'è un out per la Cioli Cogianco. 2 giri d'orologio, 7 secondi alla fine del primo tempo, ancora 2-1 qui alla Pala Cesaroni. Ierai dentro per Fitz. Impressiona tanto il fisico di Fitz, che nella protezione palla ha pochi uguali in Serie A. In questo momento sì, probabilmente è veramente il miglior pivot di riferimento che abbiamo insieme a Cimanghigno. È un pivot all style, se vogliamo, quindi va a prendere la posizione, penso protegge. a Maina anche in questo senso. Sì, anche se Maina in questo caso cerca anche di concludere. Lui in realtà aspetta tutti gli appoggi, tutti i movimenti, è stato emblematico nel gol dell'1-0 della Cogianco. Magari non è un goleador, però manda tanti giocatori a conclusione. Rimessa laterale per il Real Rieti con Duglio, che la va a battere appoggiandosi su Geffe. Persiste il risultato di 3-1 alla Pala Bianchini di Latina. Un Napoli che andrebbe a giocare alla Winter Cup dopo una serie di sconfitte consecutive: Pescara, Imola, Luparense e oggi Latina. Andrebbe a ospitare la Winter Cup. Occhio a Saul che va via in tunnel, il sinistro di Suaso. Fitz si frappone fra la porta e gli esulta in faccia. Anche qui alcune scelte dal punto di vista tattico. La grande giocata di Saul, non deve entrare Ierai in questo caso, deve solo accompagnare. Saul scarica il pallone e la rivuole sul secondo palo. Quella è la scelta giusta da fare. Sei attirato dal voler concludere in porta perché l'adrenalina ti porta a concludere, ma devi fare uno scarico verso Saul che è solo. Jeffe nuovamente indietro per Micoli, che la sposta, può calciare, lo fa. Insomma, non è un tiro indimenticabile quello di Micoli. Finisce a fondo campo, rimessa dal fondo a cercare Fitz da parte di Basile cresciuto nel nuovo Massimo, squadra del quartiere di Roma, Balduina, dove tra l'altro è nato e cresciuto il nostro Francesco Puma, questo possiamo anche dire. Gestione da parte delle Rieti, Duglio con Micoli che prova a gestire il pallone. Suaso dopo il tocco di Duglio. Suaso telefona un po' la giocata che Fusari intuisce e comprende, evitando grattacapi per la Cogianco. Fusari è esordito in nazionale nel doppio test contro la Slovenia nello scorso dicembre. Saul per Geffe, male. Out per la Cioli Cogianco. Cristiano Fusari per Ierai. Luisinho. Ierai, uno sguardo in profondità, 41 secondi alla fine del primo tempo, ancora 2-1 per la Cioli Cogianco. Un Luisinho che è andato in gol, festeggerà 27 anni il prossimo 10 febbraio, mentre c'è Fitz che prova ad andare con un colpo sotto, trova Micoli, siamo già dall'altra parte con Saul. L'intervento di Basile è un gran bel primo tempo, Alessio. Molto molto bello, stava succedendo come nel gol del 2-0 della Cogianco, grandissima occasione per la Cioli Cogianco, contrattacco, Saul da solo davanti a Basile ancora determinante per questa conclusione. Bordo campo Francesco Puma. Da qui è uno spettacolo vedere il duello fisico tra Fitz e Jeff. Per il momento lo sta vincendo Fitz. Palla verso il centro, Duglio viene anticipato, alla fine Basile, ma la palla è uscita, mentre a Latina 4-2, botta e risposta. Prima Crema per il Napoli, capocannoniere della Serie A, poi 17° sigillo per Crema, poi il gol di Battistoni. Fusari se la allunga troppo, Geffe interviene, c'è Olmo Campagna Saul. Suaso cambia tutto per Duglio. Duglio si dimentica il pallone cercando di rientrare sul destro. Consiglio recepito da parte della difesa della Cogianco. Rivediamo intanto il pallonetto di Fitz e il contropiede che poi stava per premiare Saul, che era andato con i suoi polmoni a cercare la battuta in porta. Ultimi 13 secondi del primo tempo, probabilmente ultimo possesso per la Cioli Cogianco.
Fusari contro Saul, conta i passi, ancora Fusari, passo doble, alla fine se l'è persa. Saul scherza quasi con Fusari, aspetta forse la fine del primo tempo, guarda il cronometro, gli fa un occhiolino, finisce 1-2 il primo tempo al Palacesaroni di Genzano, 2-1 per la Cionico Gianco contro il Real Rieti. Una partita molto aperta a qualsiasi risultato adesso. Partita molto bella, tutte e due le squadre la vogliono vincere. Rieti ha sbagliato qualche situazione di gioco per essere più efficace, la Cogianco ha ottimizzato le occasioni che ha avuto, probabilmente il risultato giusto per l'impatto emotivo che ha dato la Cioli Cogianco alla gara. Impatto emotivo testimoniavi tu anche con i falli, cioè 4 falli a 2 e anche la dimostrazione, anche se la Cogianco è stata più fallosa, che forse la cerca di più questa vittoria. Non è mai un'indicazione fissa, però in questo caso è sembrata volerci essere sul pallone, è sembrata comunque voler essere più presente dentro la gara. Lo sai chi è stato presente dentro la gara? Basile con Francesco Poli. Andrea Basile al volo prima di mandarti negli spogliatoi, non male come esordio, c'è anche del turno il gol del 2-0, potevi fare qualcosina in più nel gol subito? Secondo me sì, doveva andare un po' più duro magari con la mano e cercare di mandarla in calcio d'angolo, però è andata così e va bene, dai, continuiamo su questa via. Grazie Peppe. Sì, soltanto per aggiornarvi con il 5-2 del Latina, ancora la firma più prestigiosa, quella di Luciano Avesino, mentre qui ripetiamo la Cionico Gianco, come ci dice la grafica in sovraimpressione, è in vantaggio 2-1 sul Rieti. Noi ci ritroviamo fra qualche istante qui su Sport Italia. Sì, ce l'ho già qua. I bambini stanno giocando. Ok. Ed eccoci ritrovati alla Palacesaroni di Genzano, dove la Cionico Gianco sta conducendo 2-1 con il Real Rieti, ma Francesco Puma ha un altro ospite ai nostri microfoni.
Andrea Montemurro, il presidente della divisione calcio a 5, l'abbiamo portata in quella che è la sua seconda casa, visto che a Genzano ha creato la sua prima società. Tanti bambini stanno giocando qui al Pala Cesaroni. Parliamo di questa settimana intensissima di futsal, la prossima che di fatto inizierà domenica. Facciamo uno strappo alla regola perché cominceranno i clinic di Diego Giustozzi, e boom di iscrizioni da Dosson a Pescara fino a Napoli, e poi la Winter Cup, insomma tanti appuntamenti di grande futsal. Assolutamente sarà una settimana intensissima, a partire da domenica con il primo clinic dell'allenatore della nazionale argentina campione del mondo Diego Giustozzi. Siamo riusciti a portarlo in Italia a disposizione gratuitamente per tutti i tecnici del futsal. Credo che sia qualcosa di unico a livello non solo nazionale ma anche internazionale, mettere a disposizione un allenatore di questa caratura gratuitamente per i ragazzi che iniziano a fare questo lavoro. Credo che sia qualcosa veramente eccezionale. A seguire avremo la Winter Cup, che è una manifestazione importantissima, quindi saremo tutti a Napoli per la Winter Cup, e quindi poi a chiusura nuovamente domenica ci sarà l'ultimo clinic, l'ultimo dei 3 clinic del nostro amico Diego Giustozzi. Ha parlato di centralità alle società, questa sera al Pala Cesaroni per la Serie A, domani sarà in Serie B a vedere una partita a Genova. Ecco, il suo obiettivo è questo e lo sta dimostrando sul campo. Assolutamente, sto girando tutta Italia, oggi sono qui a rendere omaggio a questa bellissima gara. Tra l'altro domani sarò a vedere il derby di Genova di Serie B, la domenica sarò su un campo del femminile e andare avanti così fino alla fine della stagione. Credo questo sia il mio compito, il motivo per cui le società mi hanno votato, centralità alle società. Io sarò sempre presente sui campi, a disposizione delle squadre 24 ore su 24 per ridare aria nuova a questo sport. Peppe. Ritorniamo in presa diretta qui dal Pala Cesaroni dopo l'intervista al presidente Montemurro. Andiamo a rivederci i momenti salienti del primo tempo, Alessio. Una Cogianco che ha recuperato spesso palla molto alta, qui Luisinho cost to cost va a calciare in porta, trova l'uscita di Micoli che mette in corner. Un primo tempo pieno di azioni repentine, qui prova la verticalizzazione Luisinho, cerca di passare, alla fine Fusari calcia in porta. Grande inizio della Cogianco con il Rieti un po' alle corde. Sì, abbiamo detto nei primi 2 minuti e mezzo la Cogianco ha costruito tantissimo, e qui il gol appunto dopo soli 2 minuti e mezzo. Ha meritato il vantaggio, l'aveva costruito nelle occasioni che abbiamo visto in precedenza. Ben costruito il gol che porta alla finalizzazione Luisinho Brizzi per il gol dell'1-0 della Cogianco su assist di Ierai, che poi si rivelerà preziosissimo nel prosieguo della gara. Un Rieti che poi risponde con l'iniziativa di Calderolli che cerca e trova Saul, bravissimo Basile ad abbassarsi in questa circostanza. Il Rieti che cresce dopo aver subito il gol dell'1-0, Alessio. Sì, costruisce, come questa occasione si troverà davanti al portiere altre 2 o 3 volte, qui si addormenta in questa occasione dove Vizzola va a calciare quasi a colpo sicuro. Ci sono state tante occasioni da tutti e 2 i lati. La scelta anche in questo caso, la scelta è quella di Saul che sbaglia la conclusione, Basile para, contrattacco, Iereice prende il campo e di sinistro in diagonale imparabile. Momento strepitoso per il basco della Cogianco che sigla il gol del 2-0 con un sinistro perfetto che si insacca all'angolino. Gran gol di Ierai su questa ripartenza. Il Rieti però non ci sta, abbassa la testa. Suaso, sinistro ribattuto, ancora Suaso, ritenta, sarò più fortunato, ritenta ed è più fortunato Suaso che segna il gol dell'1-2 accorciando le distanze per il Real Rieti. Fallo laterale del Rieti, un blocco su Vizzolan, è leggermente in ritardo su Lolo Suaso che tira e dopo la parata di Basile va a fare gol. Nell'azione che abbiamo appena visto, il futsal si mette l'abito da sera con Ippoliti che va via a Jeff, poi va a calciare in porta e trova l'intervento preciso di Micoli con il possesso palla di Saul. Finisce il primo tempo, poi una discussione fra Duglio e Patriarca che hanno ripreso le nostre telecamere con un Rieti che ha bisogno di un risultato utile oggi. Noi andiamo un attimo in pubblicità, poi rientriamo. Ciolico Gianco, Real Rieti, rimanete con noi.
ritrovati dalla Pala Cesaroni, dove fra qualche istante ricomincerà. È appena iniziata la ripresa fra Cionico Gianco e Real Rieti. Ricapitoliamo il parziale 2-1 per la formazione di casa, che ha appena perso il primo pallone della ripresa. Lo manovra Calderolli, che subisce il fallo di Brizzi, che ha prima perso il pallone e poi ha steso Calderolli. Ben ritrovato anche a te, Alessio Musti. Sì, iniziamo subito con un fallo, dopo 11 secondi Luisinho è stato un po' impaziente, in quel caso è veramente vietato mettere il piede, accompagni il giocatore verso l'esterno e lo vai a rimpallare o a ribattere da qualche parte. Adesso offre un'occasione d'oro per il Rieti. Posizione un po' defilata per Calderolli, che parlotta con Duio. Andiamo a bordo campo da Francesco Puma. Sì, anche in questo caso c'è il gioco delle coppie, nel senso che Lucas è entrato al posto di Fitz, dunque subito primo cambio della Cogianco dopo soli 10 secondi. Rientra subito Fitz. C'è da dire che è una Cionico Gianco anche un po' inceruttata, dato che manca il portiere titolare, che è Moliterno, che è squalificato. Lo sta sostituendo alla grande Basile. Raubo non è mai entrato, così come Vinicius. Paulinho manca ormai da diverso tempo, rientrerà a marzo. È un risultato positivo, sarebbe ancora più forte, un segnale ancora più forte. Sì, tra altre cose appunto manca Paulinho, che è il vero uomo squadra di questa Cogianco. Giocatore di esperienza strepitosa. Esperienza, veste questa maglia da tantissimi anni, è un trascinatore, quindi per questa gara in particolare è un'assenza molto molto importante. È stato, diciamo, uno dei giocatori sui quali hai costruito un po' le tue fortune, insomma. Sì, tra altre cose l'ho avuto nel mio primo anno da allenatore nel 2007 e tutte le volte che ho avuto la possibilità di allenarlo l'ho allenato con grande piacere. In una serata dove nessun Paulinho gioca, nemmeno quello del Rieti, Paolo José Pinto non è della partita, escluso dai 12 nella pre-lista di Patriarca. C'erano anche lui e Douglas Corsini. Jeff per Calderolli, mentre se ne sta andando il primo minuto della ripresa. Non è ancora successo nulla di rilevante qui alla Pala Cesaroni. Rilevante invece l'intervento di Luisinho Brizzi. Lo vedo molto più volitivo rispetto al giocatore che nei primi mesi giocava nel Real Rieti. È un giocatore che ha bisogno di, più che di stimoli, deve sentire la fiducia da parte dei compagni e della società. Probabilmente a Rieti non è riuscito a imporsi e quindi sono matrimoni che non sempre vanno bene. Adesso lui a Genzano sta ritrovando un po' la qualità che ha sempre avuto anche lo scorso anno. Ricordiamo che si sta giocando un'altra partita dove il Napoli ha appena accorciato 3-5 a Latina contro l'Axed Group, il gol di Felipe Manfroi. Domani si completa il quadro di questa giornata di campionato pre-Winter Cup. Il clou è sicuramente Imola Acqua e Sapone, il miracolo di Vanni Pedrini contro una corazzata, quella di Ricci, presa dopo il KO di Napoli con 4 punti in 6 gare. Ricci ha fatto solo vittorie. Pallone verso Duio che calcia in porta e poi Ierai spazza per evitare grattacapi. È rimasta lì la palla dopo la respinta da parte di Basile. Sì, tornando su due aspetti, qui Basile è stato fortunato, si è trovato la copertura di Ierai che gli ha dato una mano in questa occasione. Sull'Acqua e Sapone sono molto felice per Antonio Ricci, che tra altre cose è un amico, ha ristabilito nei giusti quartieri l'Acqua e Sapone. Attenzione a Fitz, l'uscita di Micoli con il pallone che finisce in fallo laterale. E adesso ha dato all'Acqua e Sapone la classifica che merita e comunque un prospetto per la seconda parte di stagione sicuramente interessante. Un mercato di dicembre che ha dato tanti gioielli a questo campionato. Ierai, Suaso li stiamo vedendo stasera. Ti dico Luca Ian per l'Acqua e Sapone, ti dico anche per la Luparense Tobbe, che è un altro dei tuoi pupilli arrivato dalla Cogianco. Tanti movimenti, Alan Brandi dall'Acqua e Sapone alla Luparense, una Luparense che ha anche preso Foglia, che abbiamo visto nella partita celebrativa di Norcia. Insomma, deve un po' riprendere la condizione, lo possiamo dire. Sì, probabilmente lo hanno preso in prospettiva playoff, in una situazione un po' diversa dall'immediato. I giocatori, la qualità nel campionato italiano c'è sempre stata, le squadre a dicembre hanno riordinato un po' le idee sulle esigenze dal punto di vista tattico e adesso entriamo nella parte calda del campionato, quindi saranno tutte agguerrite. Bordo campo, Francesco Puma. Sì, visto che a scuola ero bravo a copiare, sto spulciando il quaderno degli... Mentre Micoli non con un fallo ruba palla a Luisinho, ancora Micoli va poi a travolgere Fusari, si becca il giallo, incursione un po' spericolata di Micoli. Sì, diciamo che continuando le scelte sbagliate del Rieti in fase offensiva, in questo caso
ha ostinato la conduzione della palla quando a un certo punto era meglio se la scaricava. Scusa Alessio, perché voglio capire dove vuole andare a parare. Eri bravo a copiare a scuola e quindi? E come detto, sto spulciando il quaderno degli appunti di Rosigna, che è bellissimo. Da una parte noi, dall'altra loro. Ciò che va bene con un più, ciò che va male con un meno, e tra i più della Cogianco c'è scritto Luisigno bene bene, poi qualcosa in una scrittura indecifrabile. Spero che i suoi professori stiano guardando questa partita. Pallone lungo a cercare Fusario. Fitz, non ci arriva nessuno dei due con il pallone che termina fuori. Per spiegare l'importante lavoro che fa Rosigna, un collaboratore tecnico, generalmente gli viene data mansione o di guardare gli avversari o di guardare determinate situazioni di gioco, quindi lui scrive appunti per poi trasmetterli all'allenatore. È un ruolo molto importante anche quello, perché ha la possibilità chi ha la fortuna di avere un collaboratore tecnico che gli possa dare indicazioni del genere. Vola il Latina, 7-3, 6-3 di Battistoni, 7-3 di Avesino, KO pesantissimo per il Napoli, mentre Fitz commette fallo, è il secondo della ripresa per la Cioli Cogianco. 2 falli a 2, sono passati solo 2 minuti e 44. Adesso la posta si fa un più pesante e probabilmente le squadre, o soprattutto la Cioli Cogianco, che è leggermente più corta, inizia ad accusare un po' di stanchezza, anche se in realtà sono passati 3 minuti. Però qui è stato un po' irruento Fitz, poteva evitarlo probabilmente il fallo, non so se è dovuta a stanchezza o comunque un po' di pigrizia. Sì, fallo di Rafael Nogueira. Fitz, 8 gol in campionato per il giocatore nato a San Paolo, ha giocato in tantissime squadre. Mentre Jeff prova a inventare qualcosa, si chiudono le casacche della Cioli Cogianco. Fitz spazza via, mentre c'è un giallo in panchina per Ippoliti. Sì, c'è una discussione con il secondo arbitro, ce la chiarisce Francesco Puma. Sì, confermo il cartellino giallo per Ippoliti. In realtà il secondo portiere della Cogianco, Piatti, stava dicendo che era lui ad aver protestato, forse anche un po' una mossa tattica questa per non far prendere il giallo a Ippoliti, ma così hanno deciso gli arbitri. Secondo portiere che in realtà è il quarto, perché la Cogianco non dispone né di Molitier non squalificato né di Tarenzi infortunato, prodotto del Futsal Camp. Pallone giocato da Jeff, che prova a imbastire reazione per il Rieti. Jeff ancora per Calderolli, prestato alto da Cristiano Fusari. Ancora Fabrizio Calderolli, aveva iniziato una 2 molto importante, mentre Cesaroni va a calciare in porta e trova la deviazione di Basile. Questa è una parata strepitosa, perché a mezza altezza si è indeciso di andarci con le mani e con i piedi, c'è stato un cambio gioco e qui fa una parata forse distinto ma sicuramente determinante. È stato importante il cambio di gioco del Rieti da una parte all'altra, ha portato il giocatore scoperto senza coperture e un tiro facile. Jeff spacca il palo, mamma mia che botta! Palla da fermo, calcio d'angolo, blocco, tiro per Jeff, un'altra grande occasione. Botta terrificante di Jeff che va a distruggere l'incrocio dei pali. Un Rieti molto cattivo in questo inizio di ripresa. Corpo a corpo, Fitz Jeff, ce lo sottolineava anche Francesco Puma, un duello fra titani. Poi ancora Fitz, Fusari, mezza ruleta, interviene Calderolli. La partita è molto più vivace. È molto fisica ed è eccezionale, perché i due giocatori hanno accettato lo scontro fisico, quindi nessuno si limita. È un duello tra loro due dove comunque non ci sono scontri sleali, però c'è molta fisicità. Arriva dal Keima Fitz, ha iniziato la stagione con 7 reti in 11 gare, è stato compagno di squadra al Keima di una vecchia conoscenza del futsal come Zaramello, abbiamo visto anche nell'Alle Goic qui su Sport Italia, ex a questa punta. Il Rieti è entrato con un altro piglio rispetto al primo tempo, è molto più determinato, è più vicino alla palla, riesce a contrastare più rapidamente il gioco ed è più presente dentro al campo. Chiusura di Rafinha che mette un tampone sul tentativo di Lucas Ferreira Visonan. È rientrato Ippoliti dopo aver preso il giallo in panchina, si appoggia a Basile, profondo per il tentativo di aggancio che non arriva, adesso però in profondità ancora per Vizonan. La chiusura di Rafinha che
ringhia sul pallone. Calcio d'angolo che va a battere Ippoliti, chiaramente stanno cercando posizione i giocatori, già li va a sistemare e sicuramente cercheranno una giocata. Ippoliti, movimento di Vizonan che riceve uno contro tutti, prova a farla passare per Ippoliti, alla fine il Rieti si rifugia e guadagna il fallo laterale che va a battere Fabrizio Calderolli. Saul attaccato alto da Polpaceco, break intanto a metà campo, dentro per Polpaceco, attenzione, può scatenarsi Rieti in contropiede con Calderolli, uno contro tutti, Calderolli doppia pettinata, arriva a sostegno Cesaroni che però non ha il destro, deve sterzare, contro sterza, è finito il campo. Sì, difesa in prima linea della Cogianco efficace, trasmissione sbagliata perché il giocatore scappava mentre il passaggio era sulla figura. Sulla ripartenza sbaglia l'appoggio Vizonan che prende un contrattacco. Questa è la gara che ci aspettiamo, questa è una gara molto molto intensa e sicuramente fino alla fine sarà così. Facciamo un po' di calcoli con la vittoria del Latina che sta diventando sempre più realtà, un Latina che andrebbe a 23 punti, una Cogianco a 22. Il Caos sarebbe ovviamente obbligato a vincere la sfida di domani con la Kame Dosson, un Caos che ha bisogno di punti in chiave playoff, non sarebbe nulla compromesso per i Rieti, però insomma vale tanto questo match. Sì, si fa durissima per i Rieti perché comunque dovrebbe andare a inseguire la Cogianco a +7 probabilmente, e il Caos che comunque è una squadra che... Sì, +7 perché sono +6, ma consideriamo lo scontro diretto, vale un punto, a parità di punti la Cioli Cogianco ovviamente avrebbe un punto in più. Gestione con l'appoggio indietro, il sinistro poi di Mazzoni che non inquadra lo specchio nella porta. Certo, il percorso esterno delle Rieti è abbastanza preoccupante, date le 5 sconfitte su 6 in campionato. Bordocampo Francesco Puma chiede di usare la testa, grande gol e la rete incredibile delle Rieti che trova il gol del 2-2 con Rafinha in un momento fondamentale del match, il pareggio del Real Rieti. Sì, qui c'è una lettura sbagliata e credo che Rafinha abbia visto Basile fuori dalla porta, quindi credo che abbia voluto fare questa giocata. La palla non era pressata, Vizolan perde le spalle e lui vede Basile che stava facendo cosa ha trovato copertura. Rafinha? Un pallonettazo da parte di Rafinha che trova fuori dai pali Basile e fa il 2-2. Paceco non pressa la palla, quando va in difesa alta devi scappare insieme al tuo avversario. In questo caso Vizolan è stato leggermente in ritardo, Basile stava facendo coperture preventive quindi stava alto, ma l'intuizione di Rafinha è stata eccezionale. Bordocampo Francesco Puma. sì, chiudeva di usare la testa Wanlu, in particolare a Lucas per quanto riguarda i falli, ne ha 3 la Cogianco, ha chiesto attenzione. Suaso può andare sul mancino, l'appoggio verso Saul, incontro Suaso, può cambiare l'inerzia della partita per il Real Rieti che non ci sta a perdere la sesta su 7 fuori casa dove è caduto 6-2 col Caos, 4-3 col Pescara, 5-1 con la Luparense. Costò la panchina per la prima volta a Mario Patriarca, poi 5-2 con il Napoli, 9-3 con l'Acqua e Sapone. Attacca altissimo il Rieti, in uscita Mazzoni perde il pallone e allora è un momento delicatissimo per la Cioli Cogianco dopo il pallonetto di Rafinha. Fallo laterale battuto da Olmo Campagna, Saul che chiama il movimento a Calderolli, incrocia Lollo Suaso, Calderolli sbuca uscendo dai blocchi, guadagna un altro corner, l'ennesimo della partita del Rieti. Sì, ne ha battuti tanti e come diciamo prima spesso andando in conclusione. In questo momento insisto su questo aspetto, l'inerzia psicologica della partita. Altro schema, Rafinha ormai galvanizzato dal gol pazzesco di prima, stavolta cicca il pallone. L'inerzia è cambiata, si vede da come sono entrati in campo nel secondo tempo rispetto al primo dove la Cogianco in 2 minuti e mezzo ha costruito 4-5 occasioni da rete. Adesso è un po' più in difficoltà, il Rieti è più coraggioso, vediamo come prosegue. Fallo commesso da Rafinha su Vizonan. Non secondo l'arbitro, si riprende dalla rimessa laterale con Ippoliti che ha un po' di campo, lo prende tutto Ippoliti, ruleta di Ippoliti che poi si accentra sul mancino, appoggio verso Vizonan. Adesso Mazzoni, Ippoliti sulla laterale, sulla verticale
Vizonan che non può arrivare sul pallone. Saul la fa passare ma nella terra di nessuno. Basile si rifugia su Ippoliti, attaccato altissimo da Cesaroni, sbaglia lo stop. Mazzoni si è un po' intimorita la Cogia. Sì, forse ha perso anche fisicità o probabilmente ha preso un gol adesso e ha un po' più di timore. L'ha preso coraggio Rieti, anche in questo caso c'è stato un cambio gioco forte, Vizzo non aveva chiuso bene. Ora se stai a tre quarti campo, come in questo caso, lasci Lolo Suazo 1 contro 1 con Vizzo senza copertura. Basile, appoggio in direzione di Paul Paceco, adesso Ippoliti dentro per Vizonan che con molta scaltrezza si fa buttare giù da Lolo Suazo. Terzo fallo per i Rieti, 3 per la Cogianco, 2-2, parità assoluta al Pala Cesaroni. Non a caso i falli. Bordocampo, Francesco Puma. E Wallu ha parlato con il suo collaboratore tecnico Rosigna, che ha preso la lavagnetta, adesso sta disponendo le pedine magnetiche, dunque tra poco potrebbe essere il momento di un time out. Sì, questo calcio di punizione è un po' simile a quello di Luisigno della Cogianco. Sono i giocatori offensivi, quelli un po' più pigri, che non sanno aspettare e mettono il piede quando magari non lo devono mettere. Adesso anche Lolo Suazo doveva aspettare, il giocatore spalla alla porta, non c'è nessun rischio, era inutile andare a costruire questo fallo. Ierai va a battere il corner. Ippoliti! Che botta! Finisce alta. La sua mattonella, ha costruito tantissimi gol in quella situazione. È già raro vedere non prendere la porta, ma quando la colpisce è uno spettacolo. Parliamo di un campione d'Europa, ovviamente Ippoliti, nel 2003 con la nazionale italiana di futsal all'Europeo di Caserta e Aversa. Francesco Puma prima parlava della lavagnetta. Allora, io ne ho viste centinaia nella mia vita, ma questa lavagnetta quanto serve a un allenatore? Dimmelo tu. L'ho sempre voluta fare questa domanda. È determinante, perché comunque riesci a raffigurare l'intenzione che hai, soprattutto su una situazione da fermo, soprattutto in determinate circostanze dove al giocatore in breve tempo devi fotografare la situazione, quindi una lavagna sicuramente ti aiuta. Mentre il destro di Saul si spegne a fondo campo, non c'è corner per il Rieti, c'è Francesco Puma da bordo campo. Occhio! Lavagnetta che non è servita per un time out, ma semplicemente per impartire indicazioni a Fusari e Fitz, che erano in panchina. Cesaroni, l'appoggio per Lolo Suazo che cerca il rimorchio di Cesaroni, che non può arrivare sul pallone. Molto peperino la partita di Cesaroni, non si è visto tantissimo, però ha corso come sempre tanto. Corre moltissimo senza palla e cerca di prendere alle spalle la Cogianco proprio per questo tipo di difesa. Anche in questo caso i due reparti, la prima linea e i giocatori intermedi e l'ultimo, erano leggermente distanti come posizionamento del campo. Si è messo appena dietro le spalle della prima linea ed è riuscito a fare un sovrannumero. Saul va via su Mazzoni, ancora Saul cerca e non trova il riferimento in profondità che era Cesaroni. Non trova riferimento perché Luca Ippoliti fa un contrasto indiretto eccezionale. Saul va un po' un'azione sua classica sulla fascia, ha provato a giocare sul secondo palo, Ippoliti si è contrapposto in maniera eccezionale, un passaggio quasi gol. Ippoliti, lancio profondo, lo stop di petto da parte di Suazo che concede l'out alla Cionico Gianco. Ippoliti nuovamente per Basile, tacco di Vizonan, la chiusura di Rafinha. Rieti che ricordiamo ha fallito l'accesso alla Final 8 di Coppa Italia, ha fallito anche l'accesso alla Final 4 di Winter Cup, ha perso la Supercoppa. Insomma, non andare ai playoff sarebbe una catastrofe per una formazione che ricordiamo è vice campione d'Italia in carica. Ci sono stagioni che nascono male, uno prova a raddrizzarle, Rieti le sta provando tutte, però sono difficoltose delle volte, non è per volontà, però possono succedere. Non partecipare alla Final 8 è sicuramente non un grandissimo risultato, visto che è una manifestazione molto importante, però il campionato è lungo e probabilmente ci saranno circostanze per cercare di raddrizzare la situazione per i playoff. Taglia il campo dalla destra verso la sinistra Paul Paceco, guadagnando un fallo laterale. Abbiamo detto dell'amicizia con Ierai, un basco, un catalano, incredibile.
non si sono mai amati il basket catalano, questi sono compagni di stanza. Comunque Ippoliti va a battere in fallo laterale, Fitz sempre col corpo, sempre a lottare con Jeff, guarda l'arbitro tipo a dire quando fischi il fallo e poi scuote la testa. 12-15 alla fine, 4 falli a 3 per questo secondo tempo. I falli saranno un fattore quasi sicuramente, fino in questo momento gli arbitri sono stati bravissimi a tenere la gara, vediamo però secondo me nell'ultima parte della partita i falli saranno un fattore. Jeff, ancora Jeff, ripassa da Duglio che non ha inciso quanto poteva su questa gara. Ancora Duglio, si ripassa da Lolo Suaso, insiste Duglio e quinto fallo della Cogianco di Luisinho su Duglio. Sei stato buon profeta, Sì, speriamo solo buon profeta, perché comunque era nell'area, è partita un po' fallosa, anche in questo caso Luisinho è stato leggermente pigro, poteva accompagnare. Adesso dal punto di vista tattico devono cambiare molto, devono mettere meno pressione, devono accorciare il campo. Credo che Wanlu gli chiederà di cambiare atteggiamento. Fallo subito da colui che è all'anagrafe, è Marigno De Mello, Giulio Cesar, ma che per tutti è Duglio. Mentre deve entrare in scena lo spazzolone alla palla Cesaroni per pulire la mattonella, dove Jeffe vuole forse calciare verso la porta, anche se la distanza è abbastanza proibitiva, anche se Jeffe poco fa ha spaccato i pali della porta di Basile. Isolamento per Duglio, ancora Duglio verso Jeffe. Adesso Calderolli ha cercato e trovato Suaso, manovra avvolgente del Rieti. 11:30 alla fine del match, 2-2. Il pallonetto pazzesco di Rafinha ha tolto le castagne dal fuoco per il Real Rieti. Lolo Suaso dentro per Duglio che la cicca, sta sempre ciccando nel momento importante Duglio. Dall'altra parte Fitz di fisico la perde, non c'è fallo secondo gli arbitri, accenno di protesta di Fitz. Lolo Suaso apre tutto per Jeffe la pettina, esce bene Basile che gli concede soltanto un corner. Sì, adesso la partita è delicatissima per la Cogianco, perché non può commettere fallo, non può rischiare anticipi, deve fare una partita molto differente rispetto alle caratteristiche difensive di questa squadra. Sarà difficile tenerla per 11 minuti, vediamo come si comporta. Jeffe dentro a cercare un riferimento in profondità, alla fine Suaso preferisce ricominciare da Micoli, pressione isolata di Ierai, Micoli finta, rischia in frazione di secondi, alla fine riconsegna il pallone a Ierai dentro per uno fra Fitz e Fusari, alla fine la palla schizza nuovamente, corner per la Cogianco. Giusta questa scelta, Micoli voleva provare di tirare addosso la palla a Ierai per conquistare un fallo laterale, non ci è riuscito, da lì leggermente pigri a recuperare verso palla e sono nati questo calcio d'angolo. Ierai si è mosso Fusari, c'è Fitz fuori, ancora Ierai prova a inventare qualcosa, altro corner per la Cogianco. Rispetto al secondo tempo ha cambiato qualcosa nella difesa Rieti, adesso sta marcando a uomo mentre il primo tempo marcava a zona. Non so se la Cogianco adesso proverà qualcosa per attaccare le difese a uomo rispetto al primo tempo. Sì, forse le palle inattive della Cogianco non eccezionali, no? Palla verso il centro, non la prende nessuno, anche qua sono stato un buon profeta come te prima sul fallo. Nel primo tempo erano costruite meglio con una difesa a zona, probabilmente Patriarca si è accorta di questa situazione e ha messo la squadra a uomo, e adesso la Cogianco sta trovando un po' più di difficoltà. Fusari verso il centro, Fitz anticipato da Micoli, alla fine la recupera Basile che lascia lì il pallone a Ierai ripassa da Luisinho che deve andare sul sinistro, si scontra quasi con Ierai, alla fine vince il duello Calderolli, non c'è alcun fallo, Fitz si lancia il pallone su Jeffe, lo supera, Jeffe lo abbatte, quarto fallo e arriva il giallo per il capitano del Rieti, per Zeni Jefferson Lewis, quarto fallo per il Rieti, fattore sempre più importante quello delle irregolarità. Sì, anche Rieti si sta avvicinando al bonus, in questo caso come nel primo tempo del Fitz credo che ci fosse sia il fallo sicuramente e anche l'ammonizione. Lui si sta lamentando per il fallo precedente, non per il suo, anche lì credo che non ci fosse fallo, credo che gli arbitri hanno visto in maniera corretta. In questa ripartenza non ha avuto pazienza di scappare, è entrato ed è fallo e giallo. Calcio di punizione per la Cioni Cogianco, sta per esaurire il bonus
anche il Real Rieti. Punizione per Luisinho. Poi Ierai viene fermato da Duglio. 1 minuto e 30 alla fine della gara di Latina. 7-4 per i Pontini. Sarebbe la quarta sconfitta consecutiva per il Napoli, che potenzialmente potrebbe ritrovarsi al quarto posto domani. Lolo Suaso va via, tutto col mancino. Jeffe mette al centro alla fine Fitz dopo un doppio rimpallo. Fitz va via, pilota palla, Fitz passa praticamente la sfera a Micoli, subentra anche un po' di stanchezza fra le due squadre. Jeffe scodella per Duglio e lo chiude benissimo Ierai con un profondo ripiegamento difensivo. Sì, ci sono stati 2 contrattacchi dove tutte e 2 le volte si è fatta la scelta forse non quella più opportuna, probabilmente per stanchezza come dicevi te, e anche Duglio in alcune situazioni potrebbe prendere un po' più di coraggio, perché in realtà potrebbe andare a fare 1 contro 1, visto che la Cogianco è anche sotto con i falli, però forse non è ancora in fiducia per cercare di fare questo. La partita di Duglio sembra quella di uno che ci prova, sembra sempre lì per segnare, e poi ha lisciato più volte la palla, non è mai stato cattivo sotto porta, eppure ha lavorato tantissimo in pallone. Capita anche perché lui è una stagione dove probabilmente non ha trovato la piena sintonia, quindi non è in fiducia. Ci sono dei momenti che quando sei in fiducia provi e rischi di tutto, in altri momenti ti viene difficile anche un passaggio elementare. In questo momento lui sta cercando la fiducia, si vede che non prova 1 contro 1 di continuo, si appoggia, e questo probabilmente a lui servirà un po' di tempo per cercare la giusta sintonia. Calderolli passa, mette fuori, è un grande pallone ma non ci arriva Saul, lo recupera Jeff, ma l'inerzia dell'azione si è un po' spenta con la Cogianco che esce adesso in prima linea. Il pallone in profondità con Ierai che lo riconquista, lo appoggia per il tentativo di Paul Paceco, anche lui ex Lazio, tanti ex Lazio in questa gara. Calderolli prova a sterzare contro sterzare, alla fine Ierai mette fuori. 9 minuti 8 secondi da vivere fino alla fine in questo spareggio playoff, e 2-2 può succedere di tutto. Partita bellissima anche nel secondo tempo. Adesso la Cogianco deve rinunciare un po' di meno a mettere il piede, andare a cacciare la palla, anche se qualcuno lo sta continuando a fare assumendosi qualche rischio come in questo caso, però come riconquista riparte velocissimamente. Partita con qualche spazio di troppo nel primo tempo, nel secondo tempo però intensità a 1000, meno occasioni, più intensità. Sì, stanno legittimando quello che è una bella gara. Probabilmente ci sono anche meno occasioni rispetto al primo tempo dal punto di vista chiaro, però stanno giocando tutte e 2 per vincere. Bordo campo Francesco Puma. Wanlu in panchina ha messo il repeat, non fa altro che dire senza fallo, d'altronde è al quinto la Cogianco, dal prossimo sarebbe tiro libero. Corner per il Rieti con Jeff che lo va a battere, se da una parte è Ippoliti, dall'altra è Jeff con il suo mancino. Fuori c'è Duglio che calcia di piatto da distanza siderale, impossibile far male. Sì, era un passaggio di ripiego per Jeff, le soluzioni dentro non c'erano più. La Cogianco rispetto al primo tempo, dopo il time out di Wanlu, si è alzata molto come difesa, sempre a zona, e non sta concedendo palle dentro, quindi le conclusioni sono solo da fuori. Duglio, Jeff 1 contro 1, prova a sfidare il diretto concorrente che in questo caso è Paul Paceco, lui che è stato anche nel Barça B. Jeff si appoggia verso Saul, alla fine Paceco la tiene in campo, anzi no, corner per il Rieti. Su questo attacco si è visto il triangolo difensivo che forma la Cogianco, il pivot rompe la linea di passaggio per il cambio gioco e l'ultimo si mette a dare le coperture, e il giocatore che è in pressione sul pallone in teoria non dovrebbe farsi saltare. Qui la giocata si concretizza perché imbuca la palla sotto le gambe, trova il giocatore e da lì nasce il calcio d'angolo. Palla verso Duglio che viene contratto da Luisinho che esulta, mentre esulta anche Battistoni al Palabianchini. 8-4 per il Latina che chiude in scioltezza il match. Un Palabianchini che continua a mietere vittime di prestigio. Palabianchini che fra 2 settimane ospiterà l'Acqua e Sapone. Jeffe. Duglio, ecco qui anche in questo caso
dentro per Suaso, che poi cicca il pallone e finisce sul fondo. La palla non era pressata benissimo ed è riuscito a fare un cambio gioco verso Lolo Suaso. Per mettere in difficoltà le difese miste, un cambio gioco diretto da lato a lato crea degli scompensi per dare le coperture e lascia 1 contro 1 molti più aperti, è quello che sta cercando il Rieti. Ierai, attaccato altissimo da Saul, alza il pallone Ierai, poi un calcione in petto su Paceco, giallo sacrosanto per Suaso, quinto fallo del Rieti, esaurito il bonus falli da parte di tutti e adesso al prossimo fallo chiunque andrà in lunetta per calciare il tiro libero. Francesco Puma a bordo campo. Pochi istanti fa era entrato e di fatto subito uscito Fusari, infatti aveva chiesto a Wanlu il perché di questo cambio, gli ha detto rientrerai in coppia con Ippoliti, infatti quest'ultimo è appena rientrato e tra poco toccherà anche a Fusari. La coppia Fusari-Ippoliti, la grande leggenda da una parte, la freschezza dell'altro. Sì, probabilmente lavora a coppia in questo caso perché Fusari riesce fisicamente a sopperire con delle coperture o con degli aiuti Luca Ippoliti che deve giocare tanti minuti vista l'esigenza e magari negli ultimi minuti potrebbe non essere freschissimo per degli accorci o per degli aiuti difensivi. Finita 8-4 a Latina, occhio al calcio di punizione per la Cogianco, è uno schema, il destro ribattuto dopo l'appoggio di Ippoliti su Ierai con il pallone che finisce in corner. Dicevamo di Cristiano Fusari, l'uomo di Bleggio Trentino, cresciuto calcisticamente nell'arco, poi una lunga trafila nel calcio, l'inizio nel futsal al Verona, alla Tridentina in A2, fece benissimo, mentre qui la Cionico Gianco reclama per un presunto sesto fallo. Duglio 1 contro 1 con Visoman, adesso Rafinha cerca e trova Suaso voleva il movimento interno di Duglio e si è anche lamentato in questo caso. Sì, in quel momento nel punto di rottura di questa difesa voleva un giocatore, o Duglio o Saul dovevano andare là dentro, però probabilmente inizia a essere un po' stancante la partita a 7 dalla fine e si è un po' in ritardo su queste rotazioni. Le stava facendo molto bene al primo tempo, adesso manca qualcosa. Anche in questo caso fare una doppia diagonale, Duglio in mezzo al cuore della difesa, è un giocatore opposto che Saul. Si cercherà un cambio gioco per cercare 1 contro 1. Saul dentro, una gran palla, Rafinha la cicca e poi di testa Duglio non trova la porta, super occasione per Duglio, siamo già dall'altra parte, ottimo aggancio, se ne va Vizonan, salva sulla linea Saul, ma che partita sta diventando, 6:47 alla fine, 2-2, hanno esaurito il bonus falli sia la Cionico Gianco che il Real Rieti. Partita bellissima, gestita bene, tattica di principio di tutte e due le squadre molto chiare, sanno come attaccarsi, si stanno attaccando, stanno creando occasioni da una parte e dall'altra, la cosa bellissima è che la vogliono vincere tutte e due. Bordo campo, Francesco Puma. Sì, qui c'è stato un dialogo tra Wanlu e Rosigna, ha detto non so a quale giocatore di non venire a giocare il pallone e soprattutto Wanlu vuole la difesa. Suaso sul fondo, sono entrato a gamba tesa su Francesco Puma perché Suaso aveva liberato un sinistro che poteva diventare pericolosissimo. Sono i problemi quando non puoi comunque intervenire, quando in questo caso anche Vizonan è stato fermo e Suaso si è inserito bene, ha concluso. Rafinha 1 contro 1, poi deve sterzare, ha cercato un fallo che non è arrivato, si è trascinato il pallone in fallo laterale che batte Cristiano Fusari su Ierai, è rientrato Fitz, movimento di Fitz, eccolo che riceve, ancora Fitz, deve girarsi prima sul sinistro poi sul destro, Fitz si muove Ippoliti, Fitz insiste, Fitz trova un palo clamoroso e poi tapin Ippoliti col destro, finisce alto, super occasione per Fitz. Sì, perché devi solo aspettare, non puoi fare fallo, non puoi usare il corpo, anche in questo caso Rafinha lo invita, forse lo invita verso il centro, non è la scelta migliore, ma marcare Fitz è veramente difficile, lì il tapin di Ippoliti sembra facile ma in realtà con una palla che arriva così sul piede non suo è meno facile di quello che sembra. Siamo già dall'altra parte, Calderolli va via, la tiene in campo, mette al centro, è un passaggio a Basile che può ripartire lungo da Fusari, esce Micoli con il gambone, Fusari gli dice più bassa. Sì, Ierai rischia molto su quella palla sulla fascia che mette il piede, ha rischiato il sesto fallo.
in quei momenti accompagni il giocatore fino in fondo, vai a rimpallare eventualmente il tiro, però non ti prendi rischi in quel caso. Suaso per Calderolli, ancora Suaso per Jeff, adesso Saul, nuovamente Jeff, Saul, uno contro il muro, si ripassa da Jeff, adesso Calderolli, chiusissima la Cogianco con le sue camisette, come direbbe Quallu, strettissime, uno contro tutti da parte di Jeff, la perde, ripartito Fitz, prova ad andarsene Fitz che poi può sfruttare il fisico, trova la deviazione di Calderolli, siamo già dall'altra parte con Lolo Suaso, uno contro uno con Ippoliti, Suaso passa, Suaso la pesta, Suaso alla fine poi in qualche modo Saul e Fitz evita grattacapi spedendo il pallone in fallo laterale, siamo ancora 2-2. E ancora ne vedremo delle belle perché mancano 5 minuti, falli tutti al bonus e voglia di vincere da parte di tutte e due. Suaso deve andare sul destro, va col sinistro, alla fine la perde, c'è Mazzoni in campo, si butta la palla da una parte, va dall'altra, esce Micolis con ribanda perfetta, la palla quasi esce dal pala Cesaroni. Bravissimo Micoli, fa coperture preventive, rischi come è successo nel gol per Basile di prendere un tiro, però in questo caso salvi la tua porta. Basile può appoggiarsi subito su Fusari, adesso a Ippoliti, grande triangolo lungo ma è intervenuto Saul, Suaso c'è superiorità, Saul in bocca a Basile. Contrattacco intelligentissimo Saul sulla palla di Ippoliti, si frappone, riesce a fare una ripartenza su un 3 contro 2, bravi a farla scaricare a fondo campo e c'è poco angolo di porta e non è stato bravo Basile a chiuderlo. Calderolli, 1 contro 1, danza sul pallone, alla fine Ippoliti lo tocca con un fallo, tiro libero. Tiro libero, sorride Ippoliti che non è d'accordo. Non andava da nessuna parte Calderolli. L'ha invitato verso l'esterno, non ha messo il piede, probabilmente ha messo le mani, adesso lo rivediamo nel replay, l'arbitro era lì vicino, non so che ha fatto. Si è buttato 1000 volte, ha detto Ippoliti, lo rivediamo. Ippoliti lo accompagna, è proprio questa mano che gli mette addosso, questa strattonata adesso. Secondo me ci può stare. Sì, il fallo ci può stare perché non so l'intensità della strattonata di Ippoliti, però poteva evitarlo, accompagnarlo. Un po' ingenuo soprattutto per un giocatore della sua meravigliosa esperienza. La rincorsa di Saul, momento topico della partita, direi anche del campionato, con Saul contro Basile che ridacchia con uno dei direttori di gara. Saul, rincorsa lunghissima, parte Saul, il piede di Basile, esplode il pala Cesaroni. Sta legittimando una grandissima gara, se teniamo conto che è un giocatore che non ha continuità, non ha partite e sta tenendo in piedi la Cogianco, che non sta comunque delegittimando, sta facendo un'ottima gara, però in dei momenti è stato determinante Basile. Jeff sterza e può ricominciare da Saul, invece si appoggia da Peppe Micoli. Pallone lungo di Micoli, la qualità comunque delle Real Rieti si vede sempre, una squadra che come detto prima non è nella sua stagione migliore, anzi però una squadra che l'anno scorso ha vinto la Winter Cup per Roberto Pietro Paoli, uno dei più importanti trofei sportivi in assoluto vinti dalla città di Rieti. Siamo d'accordo con lui, una festa alla Pala Malfatti l'anno scorso, purtroppo per te non ci ritorniamo. No, sono comunque esperienze. La prima finale del Winter Cup o comunque l'inizio di quel Rieti che poi da lì andrà a fare una finale scudetto e vincerà una Winter è stata la stagione che ho avuto la fortuna di allenare. Un Rieti che tu avevi battuto 0-3 con la tua Cogianco alla seconda di campionato lo scorso anno al Pala Malfatti. Sì, una di quelle poche sconfitte del Pala Malfatti. Fusari! Intervento poi Fitz, Micoli. Saul, Suaso contro Ippoliti con il raddoppio accennato di Fitz. Suaso, Saul, interviene Fusari che pilota palla da una metà campo all'altra, ancora Fusari dentro per Fitz. Fitz può andare sul destro, bravissimo Micoli, perché se da un lato c'è un grande Basile, anche Micoli sta facendo un'ottima partita. I portieri stanno determinando, stanno tenendo il risultato basso rispetto a quello che poteva essere magari lo stesso risultato di pareggio, ma con un 5-5 o un 4-4. Stanno facendo molto bene. Qui nasce un contrattacco perché c'è una doppia diagonale, un giocatore che è Saul che sta in mezzo, un giocatore alle spalle. La palla era a metà strada, Saul la voleva prendere, l'ha solamente sporcata, Fusari si è inserito, ha fatto contrattacco.
Fitz la lascia sfilare, fuori, non è corner come pensava il pivot della Cogianco. Calderoli schizza come una scheggia, dentro c'è Duio, lo cerca! Duio porta in vantaggio il Real Rieti, forse l'uomo che aveva sbagliato di più, trova il gol del 3-2. Il futsal è così. È magnifico, dicevamo che forse sbagliava le scelte, in questo caso ha accompagnato l'azione e ha messo in porta. Francesco Puma da bordo campo. Sì, subito time out, qui Ippoliti se l'è presa con Fusari che non era ritornato in difesa. Sentiamo Guanlu. Ed è fare il portiere in movimento come facciamo nell'allenamento, senza fretta ma con velocità di palla. Facciamo uno, facciamo due, ok? Con Geray, con Luca, con Luis, Fitz e Lucas. Se non va bene, ultimo minuto, parlo, facciamo un cambio, entra Fusa e Geray prende il centro, se loro giocano 2-2, ok? Con Fitz e con Lucas. Ma ora giochiamo come sempre, si vanno 2-2 uguale, giochiamo come sempre. Quando entra la palla all'angolo, mira, Geray, la entrata del Fitz. Dai. Come sempre lo possiamo ipotizzare, quello che ha chiesto è sicuramente fino a un minuto alla fine di giocarla con calma, veloce la palla ma senza andare a forzare la scelta, quello che vuole è spostarli e cercare una soluzione sicura. A un minuto dalla fine probabilmente cambierà qualcosa per rischiare qualora non trovassero il pareggio in questi 2 minuti. Ierai, portiere di movimento per la Cioli Cogianco, 3-0-7 alla fine, 187 secondi per ribaltare una partita che stava conducendo 2-0 la formazione di casa. In questo momento il Rieti aggancerebbe Caos e Cogianco a 19 punti. Fitz contro Jeffe, ancora Fitz. Ippoliti, sarebbe la terza vittoria consecutiva per il Real Rieti che nel 2017 avrebbe un perfect score, ma c'è ancora una vita. Ippoliti, Visonan, Ierai in faccia a Micoli e poi il sinistro di Visonan finisce là. Il Rieti di base difende 1-2-1, quindi mentre adesso Duio vediamo. è a terra, Ierai si lamenta per la caduta di Duio. Ma nella corsa involontariamente sono entrati in contatto Ippoliti e Duio, ma non è stato un contatto volontario, è stata nella corsa, guardavano tutti e due la palla e si sono scontrati. Dicevamo della difesa, 1-2-1 per il Rieti, la Cogianco sta cercando di manovrare velocemente per arrivare sul fondo e vedere gli inserimenti, se dentro l'area andare a concludere come è successo. Incredibile proprio che sia stato Duio l'uomo a realizzare il gol del 3-2, una stagione per lui difficile, lo abbiamo detto più volte, ma è uno di quei giocatori che hanno una marcia in più nel Real Rieti in un momento così importante, si è visto. Grande lavoro di Calderoli. Grande lavoro di Calderoli, grande l'intenzione del Rieti, che era quello che dicevamo, sta cercando di vincere la gara. Come ha recuperato palla ha attaccato lo spazio Calderoli, non ci ha pensato un attimo, è stato molto bravo Micoli nella rimessa e da lì è nata tutta la giocata, tutti i giocatori a accompagnare, a scendere, probabilmente leggermente in ritardo il difensore della Cioli Cogianco nel recuperare la posizione. Bravissimo Duio con freddezza a non sbagliare, non ha fatto una brutta gara ed è un giocatore molto molto generoso, probabilmente gli serviva anche un episodio di questo genere per magari sbloccarsi definitivamente. Esce Duio molto contrariato, voleva un altro tiro libero, 2:34 alla fine, Saul si autolancia, ancora Saul prova a tenerla in campo ma non ce la fa. È un po' la giocata classica di Saul, quella di prendere spazio su quella fascia, cercare di superare la prima linea e da lì decidere se continuare o se scaricare la palla. Adesso sono tutti concentrati ad andare a riprendere la difesa. Ippoliti lascia lì a Ierai, poi Luisinho Brizzi, Cogianco ancora ovviamente col portiere di movimento, Ierai, Ippoliti. Sarà ovviamente un possesso palla prolungato come spesso accade col portiere di movimento, alla ricerca del varco giusto per far valere la superiorità numerica. Ippoliti chiama uno schema e predica calma, mi sembra di capire dalle sue intenzioni. Sì, hanno dei segnali convenzionali quasi tutte le squadre, in questo caso anche la Cioli Cogianco utilizza il playmaker, in quel caso era Ippoliti, alzava un braccio o tutte e due le braccia per chiamare una rotazione. La rotazione spesso è che Fitz si va a collocare in mezzo nel cuore della difesa del Rieti, un giocatore dalla parte della palla va a prendere il fondo campo e da lì creano una superiorità numerica. Luisinho, Ierai molto lontana dalla porta la Cogianco, Ippoliti in mezzo, chiude Jeff che esulta, sta difendendo con ordine il Rieti.
ora lo stanno facendo dal lato opposto con i mancini, per lasciare poi in quel caso Ippoliti, dove può avere una buona scelta sulla soluzione migliore. Luisinho chiama a sé Ierai, eccolo che riceve Luisinho. Fitz conquista il cuore della difesa. Luisinho, Micoli Fitz, scivolata perfetta e poi intramontabile, immortale, una leggenda, trova un gol fondamentale, Luca Ippoliti, 3-3. Anche qui freddezza, bravura nell'andare a cercare il gol. È stata premiata secondo me una buonissima prestazione di Luca Ippoliti. Anche qui con il portiere in movimento hanno cercato con pazienza la rotazione, hanno calciato in porta, c'è stato il rimpallo ed è Ippoliti a aggredire il pallone per fare il gol del pareggio. Scrive l'ennesima pagina di una carriera da Oscar, rivediamo Micoli su Luisinho, poi un prodigio balistico di Jeffe che toglie una torta dai piedi di Fitz, la palla schizza su Ippoliti che fa il 3-3. Micoli sbraccia, time out per il Real Rieti, Patriarca in bufalito. Credo che metterà il portiere in movimento in questo momento. Va bene, concetto. Facciamo quello che abbiamo fatto in allenamento, facciamo quello del appoggio, entro, portiamo la palla di qua, facciamola girare veloce, 1-2 per la palla da quest'altra parte, ce lo ricordiamo? Appoggio, entro qui, se c'è subito, se no la porto fuori, appoggio, questo riapre e andiamo di qua. Oppure facciamo il braccio, a destra si mette lui e a sinistra si mette lui, subito a recuperare, tu sul palo, giro, braccio e poso. Dai ragazzi. Ha 3 soluzioni che adesso andremo a vedere. Probabilmente una dell'altro anno era una della scorsa stagione era quella di mandare a tirare Zanchetta, che erano dei laterali che si avvicinava a seconda di dove alzavano un braccio, anche lì con un segnale convenzionale. In questo caso la prima che chiede è quella di fare una rotazione dal lato di campo, giocare sul fondo campo e andare a fare la scelta giusta sugli inserimenti dei giocatori. Vediamo cosa uscirà. Portiere di movimento è Jeff, possesso palla per il Real Rieti. È chiaro che questo risultato giova maggiormente alla Ciolico Gianco, che manterrebbe 3 punti di vantaggio. Gestione del pallone sciagurata del Rieti, rientra Micoli che lascia lì la casacca, la va a prendere Patrizi. Il Rieti fa un po' perdere tempo alla Cogianco. Ierai cerca e trova Vizonan, la tiene lui, ancora Vizonan, tutto di suola, si gira sul sinistro, tiro cross interessante con Suaso che mette in corner. La Cogianco la vuole vincere questa partita, 62 secondi alla fine, il vantaggio di Duio è stato appena pareggiato da Ippoliti. Ierai verso il centro, ancora Ierai, ma che partita è? Ierai è lui l'uomo del destino, 4-3. Sì, è stato premiato su una palla dove credo che volesse mettere sul secondo palo, probabilmente, non so se è stata deviata. Adesso andiamo a rivedere nel replay. Sì, è chiaro che è stata una dinamica molto strana. Ierai mette al centro, la palla passa con Suaso che a mio avviso sbaglia e non si frappone, e poi la palla passa sotto le gambe di Micoli, che in questo caso dopo una buona partita ha qualche responsabilità. Sì, questo pallone probabilmente sì, poteva fare meglio. Saul, forse un tocco di mano, Suaso, la parata perfetta di Basile, sta diventando una partita meravigliosa. 48 secondi alla fine, la Ciolico Gianco è nuovamente in vantaggio, si sbraccia Quallu, braccia conserte per Patriarca, battuto il fallo laterale. Jeff chiama gli schemi. Ecco 2 giocatori dal lato, come dicevamo, adesso era per Duio. Suaso può pensare per un attimo alla conclusione, poi dentro per Duglio, ottimo muro da parte della difesa della Cogianco. Il palla Cesaroni comincia ad assaporare il sapore di una vittoria quasi a un certo punto isperata dopo il 3-2 di Duglio. Saul, Jeffe, Suaso, 25 secondi alla fine, Suaso sbaglia tutto, però Luisinho la prende col destro, un piede che raramente usa sull'autobus, figuriamoci in campo. 22 secondi alla fine per le speranze di Rieti di acciuffare un pareggio che sarebbe vitale per la classifica e per il morale. Duio chiama il movimento a Suaso che la tiene lì, Jeffe
può pensare al tiro, poi Suaso calcia sull'esterno della rete. Allora la Cogianco a 14 secondi che la separa da una vittoria che avrebbe un peso specifico fantastico nella corsa playoff. Qua lui è letteralmente una scheggia impazzita, la palla resta lì, c'è Lucas Visonan, salvataggio sulla linea, poi il pallone recuperato da Duio che sbaglia completamente la verticalizzazione, esulta Ierai, la panchina della Cogianco è quasi in campo, 2 secondi alla fine, il Rieti si è quasi arreso, possesso palla e finisce qui la Cioni Cogianco con una remontata firmata dal Basco che fa togliere il cappello a tutto il Pala Cesaroni. Ierai trova il 4-3 che ovviamente manca tanto, però gli dà un grande slancio verso i playoff. Sì, dà una bellissima mano a Croli Cogianco per i playoff, mancano ancora tante gare, però come dicevamo è difficile poi recuperare 7 punti. Bordo campo, Francesco Puma ci racconta il delirio degli ultimi secondi. Sì, tra pochissimo sentiremo anche Ippoliti per l'intervista a fine gara. In tribuna c'è stato un bel gesto, una bella stretta di mano del presidente Roberto Pietro Paoli a Carlo Giannini, il numero 1 della Cogianco. Sportivissimo Roberto Pietro Paoli, questa è una partita un po' specchio della stagione del Rieti, no? Un vorrei ma non posso. Sì, ce lo siamo detto tutto anche nel pregara, è una stagione che è nata con questa stella, si può provare di tutto per rimetterla in piedi, ci vuole pazienza e bisogna piano piano cercare di fare meglio. Interrompe la striscia di 3 risultati.